Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Solo 14.000 persone su una platea di 105.000 hanno ricevuto la quarta dose del vaccino anti-Covid. La Regione corre ai ripari contro il rallentamento della campagna. Il vicepresidente Riccardi scrive ai sanitari perché sollecitino attivamente anziani e fragili a sottoporsi all'inoculazione. Vediamo. Il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi scrive ai medici di base e agli operatori sanitari affinché venga rilanciata la campagna vaccinale anti-Covid per la quarta dose, secondo booster, agli over 80 e agli over 60 con fragilità. Sono troppe poche le 14.000 dosi inoculate a fronte di una platea stimata da vaccinare di 105.000 persone. A questo dato, scrive Riccardi nel suo sollecito, vanno aggiunte le evidenze scientifiche sull'aumento dell'efficacia del vaccino dopo un secondo booster nei confronti delle forme sintomatiche, dei ricoveri e delle forme severe di malattie e nella prevenzione dei decessi. Quindi, aggiunge, considerato anche il basso tasso di eventi avversi rilevato negli studi sul campo in questa fascia di popolazione, l'amministrazione raccomanda a tutti i medici di medicina generale, agli specialisti, a tutti gli operatori sanitari che abbiano contatto con pazienti ultra ottantenni o con fattori di fragilità, immunocompromissione, di consigliare attivamente il secondo richiamo della vaccinazione. I pazienti interessati sono persone che sono state sottoposte al primo booster da almeno 4 mesi e non abbiano contratto il Covid dopo la somministrazione della prima dose booster. Devono essere nati nel 1942 o prima, oppure essere ospiti in strutture per anziani o in condizioni di fragilità, cioè essere nati nel 1962 o prima e soffrire di una patologia inclusa nella lista del Ministero. Chi rientra in queste categorie e non risiede in strutture residenziali per anziani può prenotare la vaccinazione con i mezzi attivati per la campagna, call center, CUP, web app, farmacie. I cittadini over 60 con fragilità dovranno compilare il modulo che indica la patologia da cui sono affetti. Intanto un ceppo del virus del vaiolo delle scimmie è stato identificato in campioni di materiale biologico di un uomo di 33 anni di Gorizia. Si tratta del primo caso riscontrato in Friuli Venezia Giulia. A darne notizia ieri è stato il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi. I campioni delle lesioni, il tampone orofaringeo e il campione di sangue sono stati inviati al laboratorio di virologia del Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, dove sono risultati positivi al virus. La Regione fa sapere che al Dipartimento di Prevenzione delle aziende sanitarie e ai reparti di malattie infettive del territorio sono già state inviate le procedure per la diagnosi e la prevenzione della diffusione del contagio. Il virus si trasmette mediante contatto stretto per via inalatoria o per contatto con fluidi biologici o con le lesioni delle persone sintomatiche. Per la sesta volta dal 1985, quando salutò Udine, Zico questo pomeriggio ritornerà in Friuli dove resterà fino a sabato. Saranno giornate di ricordi ed emozioni per il Galigno e per i tifosi bianconeri. Vediamo. Nel 1985 Zico salutò l'Udinese, oggi torna in Friuli, alla vigilia di una 3 giorni che lo vedrà protagonista, per la gioia dei tifosi bianconeri che lo portano sempre nel cuore. Il campione brasiliano arriverà nel pomeriggio a Udine e in serata parteciperà alla cena organizzata a Remanzacco dall'Udinese Club Arthur Zico di Orsaria. Del comitato di benvenuto farà parte anche Telefriuli che alle 20:30 di questa sera dedicherà uno speciale al Galigno. L'occasione del ritorno in Friuli per la sesta volta dal 1985 è rappresentata dalla presentazione del libro Delitto imperfetto scritto da Franco Dalcin, ex manager dell'Udinese, e dal giornalista Massimo Meroi. Primo appuntamento per conoscere storie e aneddoti raccolti nell'opera è giovedì pomeriggio alle 16 al Cittafiera di Martignacco con Zico, Dalcin e altri ospiti tra i quali mister Giacomini. Venerdì alle 18:30 allo stadio di Fontana Fredda si disputerà la partita del cuore bianconero con Zico e le vecchie glorie dell'Udinese. Sabato alle 19:30 a Lignano il Cine City ospiterà il talk show condotto dal giornalista Federico Buffa con il Galigno, Dalcin e Bruno Pizzul. È stata proprio una storia nata per caso, no? Renato Giampaoli mi incontra a Lignano. Lui era un grande tifoso dell'Udinese, di Zico, e cominciò a parlarmi di Zico, insomma, gli ho spiegato un po', no? Poi a un certo punto, no, tu devi scrivere un libro perché noi vogliamo sapere cosa è successo e perché è successo. Insomma, farla breve, mi ha convinto a farlo. Uno dei particolari fondamentali è che Zico non conosce questa storia.
della morte del suo sogno per i friulani. Legata alla partita di Fontanafredda è stata realizzata una maglietta celebrativa. Tanto per dirci a Suria, Fiore, Giannichedda, anche del dopo Zico, Pasa, Susic, Brini, Miano, Galparoli, quando entreranno in campo, uno alla volta, lui le consegnerà una maglietta Zico e i suoi amici 3 giugno 2022. Adesso voltiamo pagina. Nuovo ossigeno per il caffè Contarena di Udine. Ieri il Consiglio di Stato ha infatti sospeso la sentenza del TAR dell'8 aprile scorso che legittimava lo sgombero imposto dal Comune di Udine allo Spritz Time SRL, la società che ha il contratto di affitto del locale storico di proprietà comunale. La documentazione depositata dalla società, scrivono i giudici, sembra attestare una ripresa della capacità di questa di adempiere ai propri obblighi. Il provvedimento di fatto rimanda tutto in autunno, almeno fino al 25 ottobre, quando a Roma si terrà l'udienza pubblica del Consiglio di Stato che si esprimerà sul merito dell'inadempimento reclamato da Palazzo d'Aronco. Ovviamente soddisfatto del pronunciamento in suo favore Edoardo Leone, amministratore della Spritz Time. Siamo convinti delle nostre ragioni, sia dal punto di vista civile che penale, ha spiegato il gestore. Speriamo che giustizia sia fatta nella prossima udienza. Parallelamente, aggiunge Leone, sta procedendo in sede civile la quantificazione di quanto dovrà pagare il Comune di Udine alla nostra società in termini di rimborsi e per i danni causati dalla chiusura imposta a ottobre 2019. Ed è stato respinto dal TAR del Lazio il ricorso di Civibank contro l'OPA lanciata da Sparcasse. L'adesione alle offerte di azioni e warrant, che era stata congelata, riprenderà oggi dalle 12.51 alle 17.30. Fissata al 6 giugno la data per il pagamento in attesa dell'assemblea dei soci. Il ricorso al TAR del Lazio di Civibank, che chiedeva l'annullamento dell'OPA lanciata da Sparcasse, è stato respinto. La seconda sezione Quater ha rigettato la richiesta di istanza cautelare e così l'offerta pubblica d'acquisto delle azioni e dei warrant andrà a buon fine. La possibilità di adesione sarà riaperta oggi stesso a partire dalle 12.51 e fino alle 17.30, recuperando così le ultime ore del 20 maggio, giorno in cui l'OPA si sarebbe dovuta concludere, ma che fu congelata dal TAR in attesa della Camera di Consiglio di ieri. In sostanza, i giudici del Tribunale amministrativo dovevano decidere sull'eventuale violazione della legge Amato che impediva alle fondazioni bancarie, come la Fondazione Sparcasse che controlla la Banca Altoatesina, di acquisire nuove realtà finanziarie extraregionali. Secondo il TAR, si legge nelle motivazioni del collegio presieduto da Donatella Scala e pubblicate oggi, questo punto sembra essere estraneo al perimetro dei controlli demandati dalla Consob, ricadendo piuttosto nell'ambito delle competenze della BCE e della Banca d'Italia, le quali hanno autorizzato l'operazione in esame mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi allo Stato sub iudice innanzi al Tribunale dell'Unione Europea. In pratica la norma riguarda la fondazione e non direttamente la banca Sparcasse. La Banca Altoatesina ha già fissato per il 6 giugno il pagamento delle azioni e dei warrant ai soci che hanno aderito, mentre il CDA di Civibank ora dovrà fissare una nuova data per l'assemblea dei soci, rinviata al 25 maggio, nella quale sarà anche eletto il nuovo vertice della banca friulana. Prima del congelamento dell'operazione, il capitale sociale di Civibank in mano a Sparcasse aveva superato il 70%. Oggi dovrebbe essere anche resa nota la quota definitiva. Soddisfazione per l'esito del pronunciamento del TAR è stata espressa dai vertici di Sparcasse, pronti a riprendere immediatamente l'iter che era stato interrotto 10 giorni fa. Ne abbiamo parlato con il direttore generale della Banca Altoatesina, Nicola Calabrò. Una ottima notizia, si rivela confermato ciò che abbiamo detto fin dai primi minuti del 29 aprile quando abbiamo ricevuto i ricorsi. I ricorsi si confermano essere qualcosa di inammissibile e pertanto il TAR del Lazio con decorrenza immediata ci consente di far ripartire l'OPA, che pertanto riparte esattamente con l'effetto temporale con cui è stata interrotta. Era stata interrotta alle 12.51 del 20 di maggio e esattamente oggi alle ore 12.51 riprende la possibilità per coloro che non avevano ancora aderito di potersi presentare in banca e formulare la propria adesione. Il 6 di giugno avviene il pagamento e siamo in attesa di avere informazioni da Civibank riguardo invece la fissazione dell'assemblea, che appunto era stata sospesa il 25 maggio con delle ragioni che aveva ritenuto Civibank di voler formulare, rispetto alle quali noi non eravamo assolutamente d'accordo e l'abbiamo manifestato.
Si avvicina la Pentecoste, a Lignano è pronto il piano per la sicurezza di turismo e contromisure per la Pentecoste. Abbiamo parlato con Enrico Guerin, presidente di Confcommercio Lignano. È un weekend di fuoco, diciamo, tra la Pentecoste e il ponte del 2 giugno. Andiamo a capire quelli che sono anche i numeri di chi arriverà qui, di quanta gente arriverà qui. Beh, Lignano si appresta a un tutto esaurito, complice appunto, come dicevi, la concomitanza delle due festività, quella italiana del Ponte del 2 giugno e le Pentecoste. Il tempo sembra essere finalmente anche dalla nostra, quindi ci aspettiamo un'affluenza molto forte e un tutto esaurito nelle strutture alberghiere e quindi un po' in tutto il ricettivo. Chiaramente questa concomitanza fa sì che ci sia una commissione tra clientela italiana e clientela straniera e questo ci fa ben sperare, soprattutto per quella che sarà la gestione sempre molto difficile dei 2 giorni di Pentecoste. Ecco, come albergatori aumentano i controlli? Sì, c'è da dire che per il periodo di Pentecoste molto spesso anche le strutture alberghiere assumono del personale per cercare di contenere le problematiche che si possono verificare nelle ore notturne. Molto spesso anche alberghi 3 stelle che normalmente non hanno il guardiano notturno, quindi appunto non hanno la portineria aperta 24 ore, si dotano di un servizio di sicurezza interno per cercare appunto di garantire la tranquillità all'interno della struttura. Possiamo dire sold out quindi fino a fine agosto per quanto riguarda gli alberghi, ma per quanto riguarda gli appartamenti? Diciamo che c'è un buon numero di prenotazioni per tutta la stagione, stiamo chiaramente lavorando su numeri molto vicini a quella che è la normalità. Il fatto che la gente, il turismo si sia mosso soprattutto in prossimità, quindi mete a medio, corto, lungo raggio sicuramente ci sta avvantaggiando, le prenotazioni stanno arrivando numerose per le strutture alberghiere, stanno arrivando anche molto numerose per l'extra alberghiero, quindi per quanto riguarda gli appartamenti e le villette, e c'è una dinamica che si è sviluppata appunto con la pandemia, quella della forte prenotazione di situazioni stagionali o comunque per 1 o 2 mesi. Questa edizione del telegiornale termina qui, l'appuntamento tra poco è con A voi la linea, a presto.